Parigi a Buenos Aires il mondo festeggia in streaming la giornata internazionale della danza. Virginia Volpe. Sulle punte in cucina, il plié in salotto, dall'Opéra di Parigi alla Scala di Milano, il corpo di ballo costretto a casa si allena. Il distanziamento sociale e il balletto tra impossibilità di prove e palchi chiusi. Oggi, giornata internazionale della danza, i grandi teatri mettono online le registrazioni degli spettacoli più famosi. Dal momento difficile può nascere anche l'ispirazione. Si intitola proprio Pandemic, questa coreografia contemporanea cilena. Mentre stasera su Rai 5 sarà in onda One Meter Closer, un metro più vicini, lo show degli artisti della Fondazione Nazionale della Danza Ater Balletto. A Buenos Aires, chiusa la milonga, il tango è in casa e in tutto il mondo le étoile più famose sono in rete. Oggi la lezione di Eleonora Bagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Giusto.